Eccoci qua. Console, chiedo a lei perché bene o male voi rappresentate una propaggine del nostro paese all'estero per fare business concreto, quello che un po' si accennava, no? Direi che è l'inverso. Ecco, allora lo spieghi bene. Io sono stato nominato non dal governo italiano, ma dal governo bosniaco, che hanno voluto una propaggine della loro nazione in Italia per cercare di capire come sarà possibile eventualmente creare delle joint venture tra l'imprenditoria italiana e l'imprenditoria bosniaca. Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha avallato questa loro proposta rilasciando l'autorizzazione necessaria per svolgere questa attività, che è un'attività diplomatica a tutti gli effetti, senza portafoglio. Diplomatica, quindi che ruolo viene ad avere? Perché abbiamo visto che gli imprenditori hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di concretezza, di fare business. Difatti, l'aiuto che viene dato dal consolato onorario che ha sede a Treviso per il Triveneto è un'attività di conoscenza che viene fornita all'imprenditore italiano per capire in Bosnia e Erzegovina quali possono essere le opportunità per internazionalizzare la propria impresa e creare del business sia in Italia che in Bosnia. Questo è fondamentale per raggiungere un obiettivo che qui nel nostro paese oggi, visto che i consumi interni sono crollati, è diventato indispensabile. D'altronde vediamo che quella pallida ripresa che vediamo e che ci viene comunicata, ed è talmente pallida che è quasi inesistente, questa pallida ripresa vale esclusivamente quasi per le attività che vengono svolte verso le esportazioni. Quindi incrementare le esportazioni capiamo che è diventato l'unica e seria via di uscita da questa crisi profonda che ci sta attanagliando ormai da troppi anni. Non posso non riportare i dati che dal 2008 a oggi abbiamo perso 158.000 posti di lavoro nel Veneto e abbiamo perso 23.000 imprese. Di queste 23.000, 3.000 sono nel 2014 e 11.000 posti di lavoro nel 2014. Ecco, ma la mano che allunga la Bosnia, quello è il terrore di tanti che magari ci ascoltano e ci hanno anche scritto per situazioni analoghe, è quella di dire io vi facilito la creazione di un'impresa lì. Certo, e quindi vuol dire chiudere baracche e burattini o comunque ridurre a 2 persone e portare là. A questo punto, a parte chi non può delocalizzare, non è questo l'obiettivo, perché delocalizzare non serve a nessuno. Quindi non è questo se vogliamo esportare tecnologia e know-how, benissimo. Se vogliamo creare joint venture con l'imprenditoria bosniaca, questo è l'obiettivo che ci siamo preposti, con la parte governativa bosniaca e con la parte relativa... Tra l'altro, Console, ricordo che qualche mese fa ci siamo visti, certo, e c'era un progetto di joint venture con un'azienda italiana, mi accennavo. Come si è sviluppata poi quella joint venture, che non prevedeva la delocalizzazione, ma prevedeva poi la joint venture? Joint venture classica, sì, come è andata poi? Dove è stata sviluppata la parte produttiva di là e la parte di commercializzazione di qua. Quindi si è completata, sì, ma sono i tempi burocratici che vorrei sottolineare. L'idea nasce nel novembre 2011 con un gruppo di ingegneri italiani e bosniaci. Nell'aprile del 2012, quindi 5 mesi dopo, viene fatta la posa della prima pietra, vuol dire che in 5 mesi è stata fatta la progettazione ed è stata ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune e delle autorità cantonali. 12 mesi dopo, aprile 2013, l'azienda va in funzione, cioè diventa produttiva. Quindi in un anno è stata costruita l'azienda, montato l'impianto e fatto diventare produttivo. Che tipo di produzione era? Non mi ricordo. È la produzione industriale del pellet da riscaldamento, con partecipazione di imprenditori italiani e imprenditori bosniaci. Quindi in questo caso c'è stata soddisfazione, lavoro per intenderci in Bosnia e lavoro in Italia. In Italia. Perché in Bosnia? Perché la Bosnia è ricca di legname e quindi è il partner ideale per fare questo tipo di produzione. L'Italia ha un mercato interessante per quanto riguarda la vendita di questo prodotto. È stata creata una rete commerciale di vendita in Italia, rete commerciale che ha acquisito oltretutto lavoratori di alcune imprese che già operavano nel comparto commerciale, ma che l'aspetto fiscale dove è andato? In Bosnia o in Italia? No, va sia in Bosnia che in Italia, perché la parte commerciale ovviamente viene pagata, le imposte vengono pagate in Italia, per quanto riguarda la parte produttiva in Bosnia e Erzegovina. Voglio anche sottolineare però che laddove in Bosnia e Erzegovina il prodotto viene esportato e il fatturato di esportazione supera il 30% del fatturato globale, la Bosnia e Erzegovina, ma non solo per gli imprenditori esteri, anche per l'imprenditoria locale,
ti esenta dal pagamento delle imposte nell'anno in cui applichi questa esenzione, e laddove assumi un certo numero di lavoratori dipendenti, per i primi 2 anni il contributo non viene versato. Altro che Job Act con grandi fanfare. Lo fanno comunemente, senza fare grandi... Quindi maggiori agevolazioni. Le agevolazioni sono significative per noi che viviamo di qua, per loro sono cose normali. Zaccariotto. Sì, mi pare che sia stato fatto un esempio assolutamente concreto e chiaro da parte del console, che emerge quelle che sono le differenze nonostante quelli che sono i dati che oggi fanno sì che chi vuole investire si rivolge anche a pochi chilometri da noi, perché alla fine ha una efficienza in termini di risposte. È stato detto che in un anno si è avviata un'azienda, in un anno. Qua credo che i tempi siano assolutamente molti più lunghi, tant'è che da quando si fa un progetto e lo si presenta, se tutto ti va bene, dopo 3 anni riesci a partire con l'attività. Quindi tutti facciamo gli stessi discorsi, burocratizzazione, semplificazione, però poi è vero che ci possono essere anche delle norme, ma bisogna anche capire come queste vengono applicate a livello delle varie amministrazioni. Ne cito una per tutto, lo sportello unico. No, lo sportello unico è una grande opportunità per le attività produttive, però se noi andiamo a vedere come funziona e che tempi ha avuto, no, per avviarsi nelle varie amministrazioni, vediamo che nelle varie realtà di tutta Italia c'è una differenza che è abissale, quindi possono essere messe a disposizione. A Venezia come immagino che sia... No, adesso non è che, se mi parla della provincia le dico bene, se mi parla del comune. No, voglio dire, è comunque uno strumento che poteva offrire delle opportunità di fare sinergia, va bene, ma che però ha avuto dei tempi per avviarsi e poi non essendo uniformato in tutte le realtà c'è una differenza a seconda ovviamente delle varie realtà locali. Però... Semplificazione ad esempio vuol dire, va bene, anche chiarezza verso chi si rivolge a fare la domanda, perché poi i tempi possono essere simili, però poi abbiamo anche dei rapporti con il soggetto burocratico che si differenzia da realtà a realtà. Allora, e poi noi abbiamo anche un rapporto tra enti, io non voglio citare la provincia perché vengo dalla provincia, però quando c'è un ripetersi di competenze perché non c'è una chiarezza di deleghe, a quel punto noi possiamo avere anche delle differenze tra le varie regioni, no? Quindi sia in materia urbanistica sia in materia ambientale, e quindi hai delle situazioni che ovviamente si differenziano. Abbiamo sentito degli sgravi che ci sono fiscali, che noi ovviamente non abbiamo. Apro una parentesi rispetto a quello che io penso, ad esempio con tutta la storia dell'articolo 18, di tutte queste forme di sicurezza, verso le quali uno poteva essere anche concordi diversi anni fa, ma io che vengo dalla pubblica amministrazione e che oggi registro quelli che sono i numeri, perché noi non dobbiamo guardare il PIL, i dati vanno letti tutti nel loro insieme e bisogna metterli in relazione. Si dicevano i dati che registra il Veneto e penso alla provincia di Venezia in termini di disoccupazione e di chiusura di imprese, sono non allarmanti, direi ancora di più che allarmanti. Allora, oggi che si ha bisogno di sicurezza, e quindi la sicurezza ti viene anche dal posto di lavoro, forse era il momento meno adatto dove questa sicurezza andava tolta, perché genera ancora più precarietà e ancora più riduzione di quello che può essere il consumo per la paura che ti si può presentare. Mi scusi se la interrompo. No. Concludo, mi scusi, con gli 80 euro, per dire un'altra realtà. Gli 80 euro sono stati rivolti a chi già, tra virgolette, aveva una garanzia e che quindi comunque creava consumo, perché un minimo di base, no, di stipendio lo poteva avere. Sempre io che vengo dalla pubblica amministrazione, l'aver applicato gli 80 euro in una busta paga, sa cosa portato come conseguenza? Che chi faceva un minimo di ore straordinarie non l'ha più fatto, perché a quel punto gli 80 euro li prendeva lo stesso, altrimenti rischiava di non farle. Chi beneficiava di alcune indennità da un punto di vista di responsabilità, di coordinamento, non le ha più fatte, perché a quel punto gli 80 euro le avrebbe prese e superate. Allora voglio dire, quando comunque quello che era il soggetto che non aveva un reddito e quindi non poteva consumare, non poteva acquistare, è rimasto nelle stesse condizioni, quindi non si è avviato un sistema di potenziamento. Posso fare una domanda? Sì. Ne faccio due. Una è un assist che le do e un'altra è una domanda.
lei ha sentito parlare nella legge di stabilità, c'è lo split payment, cioè le aziende che lavorano con il pubblico, c'è un discorso di IVA che in qualche maniera non gestiscono più le imprese perché da un certo punto di vista c'era un'evasione IVA, molte aziende versano l'IVA, quindi ci sono peraltro nella legge di stabilità mi sembra 15 o 13 miliardi previsti di introito derivanti da questo mancato versamento IVA. Questa è un'altra scommessa. Devono versare prima l'IVA, poi lo riceveranno dalla pubblica. Sì, risparmio 700 milioni comunque. Il giro allora le volevo chiedere cosa ne pensa di questo, non so se è a conoscenza, e poi l'altra domanda invece cosa le fa pensare, visto che lei adesso si accinge a candidarsi su Venezia, no? Come sindaco, cosa le fa pensare nella posizione di sindaco che lei riuscirà? Questo lo facciamo dopo, dopo perché voglio dopo una domanda al senatore che deve andarmi via. Dopo, dopo la facciamo di sicuro, prima quella dello split. Quella provocatoria dopo, allora, sì, perché se no mi va via il senatore. Va bene. Io di solito non si risponde ad una domanda con un'altra domanda, però mi viene naturale dirle cosa pensa, no? Di una pubblica amministrazione che rispetto al suo rapporto con l'impresa, e quindi che è un garante anche nell'offrire opportunità lavorative alle imprese, ritarda pagamenti che comportano da parte del soggetto decreti ingiuntivi per poter recuperare somme. Ecco. Allora voglio dire, c'è una contraddizione dentro l'altra. Allora, prima di creare agevolazioni di questo tipo, io creerei obblighi che ad esempio un ente pubblico che dà un lavoro ad un'impresa... lei mi ha girato la domanda però. No, io gli ho detto, non si può rispondere ad una domanda con un'altra domanda, ma è per dirle, noi creiamo delle agevolazioni da un punto di vista di IVA quando poi come rappresentanti degli enti pubblici siamo i primi che non rispettiamo quelli che sono i pagamenti nei confronti delle imprese. È come dire, nel momento in cui io non pago un'impresa, non metto nelle condizioni l'impresa, va bene, di poter avere le somme per pagare i dipendenti, per poter avviare altri sistemi di lavoro. Quindi non possiamo mettere in moto delle opportunità che quando quelle che abbiamo non le rispettiamo perché creiamo delle vie di fuga. Io le ho fatto una domanda però, fermo restando sono d'accordo con lei, no? Io le richiedo, no? Stiamo facendo delle domande io e lei, cosa le fa pensare che nella posizione di sindaco lei potrà incidere in questo senso? Mi ha fatto la domanda che deve fare dopo. Mi aveva detto lei di non rispondere adesso, perché non risponde, me l'ha detto lei. C'è stato un È stata lei che mi ha detto poi la facciamo, perché io voglio, siccome so che abbiamo solo ancora 4-5 minuti e il senatore poi deve scappare, allora volevo cogliere l'opportunità, alla luce di quanto è emerso, adesso poi sentiremo anche l'ex sindaco di Ercugnano. Secondo lei nella legge di stabilità, perché non tutti hanno sviscerato, come lei sa è anche abbastanza complessa, ci sono tanti risvolti, certo. Ogni volta che ho diverse categorie produttive vengo a scoprire cose nuove perché ognuno tira fuori quella che la riguarda e i commercialisti poi altre. Che cos'è che non si doveva fare e che invece emerge con una grande chiarezza che non è stato fatto? Per esempio la semplificazione, per esempio, cioè, ci sono delle cose o che magari dice no, c'è nella legge di stabilità, adesso verrà fuori, cioè che ci illumina. Beh, la semplificazione scusatemi il gioco di parole, è un percorso abbastanza complesso, no? Perché bisogna anche intanto assolutamente ridurre il numero di istituzioni in Italia, perché ce ne sono troppe. Ma ci sono interessi troppo forti, che lobby che le tengono in piedi, lei lo sa. Adesso stiamo facendo 2 riforme strutturali, come veniva detto prima, importanti. Superiamo il bicameralismo, no? Quindi le leggi avranno un percorso più semplice. Superiamo il dualismo Stato-Regioni, nel senso che sono ben definite con la riforma della Costituzione adesso cosa fanno le regioni, cosa fa lo Stato e non c'è più quella, diciamo, commistione che ha generato un sacco di problematiche. Sono 2 misure, sono state superate come sappiamo le province pur con un processo che è ancora lungo, che va realizzato, quindi la semplificazione è fatta anche dal fatto di ridurre le strutture istituzionali che poi naturalmente... C'è questa volontà, senatore? Beh, questi sono già percorsi parlamentari già realizzati, adesso naturalmente io capisco quello che abbiamo visto è il Senato e le province, poi di fatto peraltro noi cittadini comuni non vediamo cosa. Beh, quella del Senato è dentro anche nella riforma costituzionale dove c'è anche una
cospicua selezione delle materie cosiddette concorrenti tra Stato e Regioni, nel senso che scompaiono. Sì, però senatore, in termini voglio dire, di semplificazione, aver detto che eliminiamo le province, abbiamo eliminato la parte politica, ma la parte burocratica, istituzionale è rimasta nella sua totalità. Quindi un cittadino, un imprenditore che oggi deve fare una via per avviare un'impresa, si deve comunque rivolgere ancora alla provincia perché c'è tutto il sistema e comunque ancora rivolgere alla regione, quindi da un punto di vista di snellimento burocratico finché non abbiamo fatto assolutamente niente, perché rimanendo come enti di secondo livello continuano ad avere competenze in materia, solo che non c'è rappresentante. Un paio di materie, non su 12 come però, prima. Cioè, sì, quindi... però ambiente, urbanistica, pianificazione, trasporti e viabilità, questi sono cioè strade e ambiente importanti. che sono le due cose proprio tipiche del territorio, mentre le altre questioni vengono riprese o dai comuni o dalle regioni, vedremo, è una riforma che va fatta. Le riforme hanno bisogno di tempo, però sicuramente quella costituzionale semplifica molto, solo perché però il fatto che le leggi si facciano in una sola Camera e l'altra abbia eventualmente al massimo un diritto di richiamo preventivo, quindi preventivo non successivo all'elaborazione, è un fatto importante, così come il fatto che non ci sarà più il conflitto Stato-Regioni su alcuni temi. Però c'è una forma di centralismo maggiore. Non è detto neanche questo, perché sono chiare le materie e sono anche previste, come credo si sappia, che una regione che ha la possibilità di dire che rispetta i costi standard e garantisce i livelli essenziali può anche esercitare in proprio materie di esclusiva competenza nazionale. Quindi la riforma costituzionale sarà in vigore, se tutto va bene, nel 2017. Quindi purtroppo i tempi sono anche abbastanza lunghi per questo motivo. Poi la semplificazione, adesso noi abbiamo in questo momento due leggi importanti già incardinate in Parlamento, una della pubblica amministrazione, lo dicevo prima al rappresentante della Confapi, e una della giustizia, che sono esattamente finalizzate a questo, cioè a ridurre con grande determinazione tutta la parte burocratica che si può fare. Abbiamo già in attuazione la delega fiscale, che ha 14 decreti legislativi, che va nella stessa identica direzione. L'obiettivo, come sapete, è, dico due termini, di fare da un lato tutto quello che se è possibile fare precompilato, farlo da parte dello Stato nei confronti dei cittadini, e si vedrà già quest'anno una parte consistente per circa 20 milioni di persone, e dall'altro il discorso, immagino che ne parlerà poi il sindaco, della cosiddetta local tax, che dovrebbe semplificare in maniera definitiva tutto il tema dell'imposizione sugli immobili. Cioè, come vedete, sono materie... No, senatore, però io sono un ragazzo di campagna, poi vado sulle cose semplici, vado sulle cose semplici, no, nel senso che poi alla fine cittadino qualunque vede le cose concrete. No? Allora, per esempio, anzi, c'è un auspicio che ci sia una volontà forte, seguita da contenuti importanti in quello che il governo sta andando a fare. Perché per esempio un cittadino qualunque quando sente dire stiamo riducendo i costi della Camera e da 120.000 euro l'usciere me ne prende 90.000, dal 2018 un cittadino qualunque dice ma ascolta. Quindi l'auspicio, senatore, perché secondo me gli interventi sono nella giusta direzione, come dicevano prima, hanno bisogno però di una consistenza forte, ci vuole una volontà non per far consenso, ma per fare le cose forti. Questo è il cittadino qualunque le chiede. Come ha visto, quando si è determinati ad andare avanti, succedono le cose che abbiamo visto qualche settimana fa, 44.000 emendamenti e poi si va avanti, si abbandona l'Aula. Anche la politica ha le sue purtroppo contraddizioni, cioè perché lei capisce che 44.000 emendamenti su una legge vuol dire che tu usi la democrazia per non far fare le leggi alla maggioranza. Allora giustamente la maggioranza si difende perché vuol fare le leggi. Però è anche leggi. Democrazia anche questa in fondo, no? Sì. Non è democrazia anche questa? Sì, certo, l'ostruzionismo non è democrazia, l'ostruzionismo è non voler fare le leggi, insomma, cioè andare avanti. Quando uno sciopera per creare disagio. Questo è un altro ragionamento, adesso parliamo il Parlamento deve fare le leggi, c'è una maggioranza e una minoranza, è giusto che discutano con delle regole, però non per pregiudicare l'esito ci deve essere comunque perché ha diritto la minoranza, ha diritto la maggioranza di poter fare le sue cose. Questa è una complessità italiana, tra l'altro che la riforma della politica complessiva dovrebbe anche permettere di fare. Ma volevo dire due cose sulla legge di stabilità perché, allora,
quella vicenda dello split payment Se ne sono 13 miliardi di euro, lei dovrebbe... Quello è il movimento complessivo, il risparmio io ho letto nelle righe della legge di stabilità 13.000 o 15 miliardi. Il monte complessivo che viene coinvolto, il risparmio è circa 700 milioni previsto, perché si pensa di ridurre l'evasione. Il problema è quello che veniva anche detto, cioè il meccanismo è esattamente per evitare l'evasione dell'IVA. Funzionerebbe al 100% e qui bisogna farlo funzionare, perché adesso siamo proprio ai primi mesi, purtroppo è stato approvato il 23 dicembre, è iniziato il 1 gennaio, quindi è chiaro che ha creato un problema serio, purtroppo, perché tutto funzionerà se le aziende che vanno a credito IVA dallo Stato vengono velocemente pagate, perché infatti, questo è il punto che deve essere messo, se no il meccanismo non funziona, se no una finalità giusta, cioè anti-evasione, viene caricata sulle spalle di chi non c'entra nulla con l'evasione. Cioè Senatore, io vorrei pregarla di essere un pochino più preciso sul termine evasione o mancato versamento di IVA. Sì, evasione di IVA, insomma. No, evasione di IVA vuol dire che uno non fattura, mancato versamento vuol dire che uno la incassa e non la versa perché non ha le disponibilità liquide per poterlo fare, perché magari prima paga i dipendenti e poi... Ha perfettamente ragione. Ecco, chiedo scusa, ma è una precisazione che va fatta. Siccome è un fenomeno diffuso, e questa legge questa modalità cerca di evitare questo fenomeno, naturalmente per funzionare deve essere onorata da tutte le parti. L'altra cosa importante che c'è in legge di stabilità, che forse non è stata colta, su tutta la vicenda del Made in Italy c'è un intervento abbastanza organico, sono 130 milioni di euro che sono stati anche potenziati, proprio finalizzato a fare tutte quelle operazioni che sono state qui dette, insomma, il sistema del credito, il sistema dell'assistenza, cioè che punta esattamente a favorire le aziende italiane che vogliono aprirsi, perché qual è il concetto? Insomma, l'economia europea va allo 0,5-1% di crescita, no? Scarsa. L'economia mondiale è al 4%, quindi è chiaro che questo di per sé è una potenzialità enorme per le nostre... Anche il discorso della lobby che veniva chiesto, senatore. La lobby vuol dire che le strutture anche del nostro paese vengono riordinate per aiutare le imprese, e qui c'è un investimento importante, devo dire anche ben fatto, insomma, dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche con i sistemi camerali, con tutte le realtà che possono incidere, perché ecco, guardate che è interessante, però prima si diceva l'Italia va male, eccetera, ci sono... Adesso non ricordo, sono 35 o 40 settori di esportazione nei quali il nostro paese è o al primo o al secondo posto nel mondo. Cioè, sto parlando di 40 settori produttivi, cioè non di una nicchia. Purtroppo anche delle armi, ma quello lo teniamo. Vabbè, poi vediamo. Però questo è un dato che dobbiamo assolutamente, e che può essere la base da cui ripartire. Legge di stabilità, ecco, un'altra cosa per esempio che secondo me ha contribuito a questa piccola ripresa, che prima mi sono scordato di dire, sono stati prorogati tutte le forme di incentivazione, tipo le ristrutturazioni delle edilizie, tutti gli eco-incentivi sugli arredamenti, sugli elettrodomestici, eccetera, tutto il discorso degli eco-incentivi che vengono fatti, sono tutte misure che dovevano scadere nel 2014. Però mi permette che alcune sono venute meno, per esempio c'erano alcune tipologie... Sono state prorogate, nel grosso sono state prorogate, certo. No, anche per quanto riguarda i lavoratori. Però è aumentata l'IVA sul pellet da riscaldamento, ad esempio, dal 10 al 22%. Esatto. L'aumento dell'IVA dal 10 al 22% sul pellet da riscaldamento ha tolto dalle famiglie povere nel nostro paese circa 250 euro a stagione. Questo non è una proroga degli incentivi, è 80 euro ti ho dato con una mano e con due me li riprendo. Perché sarebbero quasi 1.000 euro netti, sì. Sì, capisce, quindi voglio dire, ci sono, ovviamente c'è una bilancia. Il pellet è legato al fatto che nella nostra dinamica, cioè era l'eccezione, era il 10%? Certo, perché, ma in tutti i paesi d'Europa è il 10%. Sì, ma perché l'eccezione? Perché sono tariffe, sono aliquote promozionali su prodotti relativamente nuovi. Quando, come stanno diventando ma su prodotti consumi, poveri, Sì, sì, ma quando diventano consumi di questa natura ma siamo stati i primi in Europa ad applicarlo. Allora nel settore energetico, certo. Allora mi fa pensare che siccome sul pellet da riscaldamento non c'è l'accisa, aumentiamo l'IVA. Andiamo a prendere l'esempio dell'aumento. È qua che non c'è coerenza. Sì, ma la domanda è: rimane competitivo lo stesso o no? Rimane competitivo lo stesso con le altre forme di riscaldamento. Quindi è un meccanismo che può stare in piedi, che può funzionare. Dopodiché, com'è? È un'accisa, perché non c'è
Sì, ma ci sono anche sugli altri prodotti energetici, sì. quindi l'IVA è una materia delicata che ha come degli equilibri proprio interni anche dentro i prodotti. Va letta in questa chiave, non nell'idea della gabella, no, siccome adesso questo lo usano, mettiamo la gabella, perché dentro i prodotti energetici c'è anche una forma di ma ciò che se ne necessità di ricava equilibrio. come impressione è proprio questa, no? I conti bisogna anche quadrarli, però guardate, sì. Io sto in una commissione dove da quando è stata fatta una legge nel 2012, esattamente la legge costituzionale del pareggio di bilancio obbligatorio, non si può spendere un euro certo. se non si taglia un euro, certo. o se non si mette un'entrata per un euro. Chiaro? Sì, cioè, questo, allora, nel momento in cui bisogna fare una manovra espansiva, cercando che sia forte in modo da irrobustire la ripresa, come veniva detto, bisogna da un lato tagliare tutto quello che è possibile tagliare e dove c'è possibilità, senza deprimere, trovare delle risorse, perché la quadratura del cerchio se no non Senatore, si fa. da 1 a 10, in coscienza, lei perché è una persona che rispettiamo per la sua coerenza, no? E conosciamo per la sua coerenza, e da 1 a 10 quanto lei crede che questi interventi possano veramente portare risultati importanti? Da 1 a 10, in modo che... almeno 7 o 8 io penso, perché il problema sa qual è? Che andavano possibilmente fatti prima, e però non è stato possibile. No? Adesso per esempio prendiamo i 1.000 miliardi del quantitative easing della Banca Europea, no? Obama li ha fatti 4 anni fa, poteva farlo perché il governo è uno di 50 stati e la banca è una di 50 stati. Le banche. Ha potuto anche sfidare, perché anche lì hanno il debito come problema. Lì c'era anche, non so se lo sa, lì c'era anche il discorso che gli stati che pagavano interessi sul prestito non li pagavano, li pagavano se erano in difficoltà, avevano una percentuale ridotta rispetto a modalità diverse, ha aiutato parecchio. Loro possono anche sfidare il debito perché hanno un patto tra di loro appunto che è di reciproca e comunque è un unico Stato. Purtroppo in Europa, come sappiamo, questo non è possibile. Adesso però questo fatto che l'Italia un po' ha cercato di cambiare le regole, no? Perché sembra poco, ma lo 0,5 che ci hanno concesso lo scorso anno di elasticità e che ci sarà concesso anche gli anni prossimi con le clausole nuove di flessibilità, sono 6-7 miliardi in più che possono essere dedicati all'espansione senza andare a fare tagli, diciamo, o tasse in più, no? Tasse in più soprattutto che non vanno assolutamente fatte. Seconda cosa, se si salda questi 1.000 miliardi con il fatto anche di quello che ha fatto l'Italia, io penso che ci può essere la possibilità che sarebbe fondamentale quest'anno andare sopra l'1% a mio avviso. Perché tra le altre cose il debito, se ci fosse una crescita un po' più solida, il debito si fa molta meno paura, perché è più facilmente riassorbibile se aumenta il famoso PIL complessivo, e questo è l'impegno che dobbiamo mettere. Allora, siccome dobbiamo lasciare, il senatore deve scappare, una domanda deve farla Zanon al senatore? Io credo che bisogna rispettare di più il mondo che non costa al Paese. Le piccole e medie imprese, nella sua interezza, nella loro interezza, rappresentano anche qualche centinaia di migliaia di posti di lavoro. Tutto si fa, tutto si dice che il Paese è imperniato su di noi e poi si scopre che addirittura al tavolo neanche ci ricevono. Su questo non può essere passata liscia, perché siamo consapevoli che i riti dei tavoli che non finiscono mai e che non decidono niente non possono essere più considerati un buon modo di fare, ma continuare a ragionare pensando che ci siano in astratto dei piccoli tesoretti che basta chiedere e questi qua possono sempre produrre nuova ricchezza che significa tasse, ecco, forse è il caso di fermarsi un attimino prima. Se da sempre questo è un paese che ha bisogno di recuperare competitività, lo dobbiamo fare tutti insieme, non può essere nessun settore lasciato fuori perché protetto, se non proprio quelli delle persone meno fortunate, ma è una competizione dove si pensa che il futuro non può esistere solo e esclusivamente la grande impresa. La piccola e media impresa oggi è considerata ancora molto meno di quello che in realtà vale
e questo non è accettabile ancora per molto. Ecco, ma lei... Dopo un anno di governo Renzi non siamo ancora stati lei, ascoltati. Presidente, però chiede una mano al governo, a Confcommercio che tende una mano verso il governo, cosa può fare? Guardi, Confcommercio è molto rispettosa, ma da questo punto di vista credo non ci siano più categorie che si stanno comportando in maniera scorretta, perché tutti abbiamo le stesse aspettative e tutti cerchiamo di avere un nuovo dialogo. Sì, non ho usato il termine scorretto io. No, ma lo dico io. Qualche volta magari involontariamente lo si è, perché si è su posizioni diverse che non sono però delle posizioni di preconcette. La vera scoperta nuova è che per arrivare a pensare a un nuovo paese bisogna incontrare, ragionare, discutere, sapendo che tutti ormai sanno che quello che sono stati per molti anni dei riti che poi alla fine portavano solo all'aumento del debito pubblico, oggi non possono più essere accettati. Ma da lì, da non poter neanche essere ascoltati, credo che su questo, ed è quello che chiediamo al Veneto per le prossime elezioni, è quello che chiediamo a tutti quelli che ci vengono a governare in futuro. Rispetto di tutti, ma mai presunzione di essere considerati di più in questo Paese. Senatore, una battuta, poi deve andare via. Proprio veloce. Io sono d'accordo sul fatto di parlare e di sentire. Le cito anche un esempio che abbiamo fatto proprio di stabilità proprio sul vostro settore di Rete Imprese Italia, del commercio, dell'artigianato. La prima edizione della legge di stabilità, quando è uscita anche dalla Camera, eccetera, aveva scelto di ridurre pesantemente l'IRAP e aveva fatto la scelta di togliere la componente lavoro, il pagamento dell'IRAP. Questo cosa significava però? Che una parte importante, cioè i lavoratori autonomi che non hanno dipendenti per definizione, sarebbero addirittura dovuti tornare all'IRAP prima della manovra del maggio del 2014. Quindi con un intervento al Senato nato proprio dal rapporto con le vostre organizzazioni nazionali, si è riportato, sono stati 900 milioni che abbiamo dovuto faticosamente racimolare perché non è mai facile, perché anche il lavoro autonomo, anche se non ha dipendenti, abbia un taglio diciamo dal 3,9 al 3,5, quindi il 10% dell'IRAP sulla componente fiscale. Questo è quindi giustamente il fatto che bisogna che ci sia l'ascolto reciproco, l'attenzione reciproca e bisogna anche che ci sia giustamente la capacità poi di andare avanti. Per esempio anche questa riforma dell'IVA di cui si parlava prima, no? Che ha quella complessità, però è finalizzata a fare in modo che ci sia più certezza di riscossione complessiva. Se noi abbiamo più certezza di riscossione complessiva dell'IVA possiamo anche pensare innanzitutto di non fare più aumenti dell'IVA perché siamo già arrivati al massimo europeo, ma anche poter avere qualche risorsa in più da destinare ad altre modalità di riduzione di tassazione che sono secondo me la via maestra. Io sono convinto che abbiamo appena cominciato sulle tasse, bisogna andare avanti perché bisogna ancora ridurre l'impatto sulla tassazione, questo lo capiamo, il problema è avere i margini per poterlo fare perché guardate la situazione è quella che è, noi siamo ancora dentro una situazione difficile, non siamo usciti, se riusciamo a consolidare sviluppo possiamo pensare piano piano di poter ridurre, lo dico anche per gli enti locali che hanno il problema del patto di stabilità, no? Che con fatica si sta smantellando perché adesso io penso che nel 2016 il patto di stabilità, se tutto va come deve andare, non ci sarà più nel 2016, no? Però adesso è ancora una camicia di forza che blocca possibilità anche di buona amministrazione di opere che i comuni possono fare. Quindi il cammino è un cammino difficile, però l'ascolto reciproco, il fatto che poi il governo possa decidere e sia anche più sollecito, prendiamo per buono l'invito che veniva fatto un po' da tutti, questa è la strada su cui lavorare, però il cammino è ancora molto difficile. Si candida alle prossime regionali lei, Veneta? No, io... Resta dov'è. Allora, perché c'è molto da fare, come abbiamo detto. Allora, senatore, sappiamo che lei ci deve lasciare, la ringraziamo del suo intervento, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme, tra poco.